splendido scenario di Villa Spineda Gasparini Loredan a Volpago del Montello ha preso vita la magia della quinta tappa di Cavalli in Villa, il format promosso da Fise Veneto con la collaborazione di Fise Nazionale che riscuote appuntamento dopo appuntamento un enorme successo. La dimora storica, incorniciata dal verde del Montello, ha fatto da sfondo ad un fine settimana di grandi iniziative. L'intento? Quello di donare al cavallo il ruolo di alfiere della cultura e di sano promotore delle eccellenze e peculiarità del territorio, ma non solo. La finalità principale è quella proprio di dare visibilità al cavallo, quindi per noi come federazione ovviamente fare sì che al territorio arrivi, cioè che il cavallo arrivi direttamente a contatto con le persone, a contatto con le famiglie, a contatto anche con le amministrazioni, con gli istituti scolastici, questa è la finalità e quindi chiaramente in un contesto meraviglioso che è quello che caratterizza la nostra regione, quindi le ville venete, è un connubio secondo noi perfetto. C'è anche da dire che attraverso il cavallo noi veicoliamo la cultura. E per esempio questa tappa qui a Villa Spineda ha proprio riscosso un grande apprezzamento da parte degli stranieri, da parte degli ospiti proprietari dei cavalli che vengono dal Kuwait, Qatar, Emirati, che veramente hanno espresso parere estremamente favorevoli. 3 giorni è tanto lavoro, però adesso stiamo vedendo i frutti di questa cosa e soprattutto mettere in risalto questa bellissima villa che abbiamo nel territorio. Non è semplice perché appunto ci sono tante cose, ci sono tutta la manutenzione, ci sono moltissime cose da fare, però è bello che che riviva come era una volta. Protagonisti nel campo della villa settecentesca i migliori puro sangue arabi. Eleganti e nobili nel portamento hanno sfilato nel concorso di bellezza grazie alla collaborazione con Arabite Horse Events. Questa razza, tra le più antiche conosciute, è particolarmente adatta alla disciplina dell'endurance. Perché l'arabo ha delle particolarità sugli arti, che è molto esile, e poi ha questa mancanza di una costola, rispetto a altri cavalli, e quindi ha più fiato e più resistenza. Un cavallo che bisogna saperlo montare, ci vuole un po' di capacità. Altro grande protagonista di questa tappa, il teatro equestre, disciplina molto importante per Fise Veneto, l'unico comitato ad aver istituito una commissione al suo interno. La magia ha preso vita con l'emozionante esibizione e selezione dei talenti e il gran galà di Rudy Bellini e della sua scuola, un successo di pubblico ad ammirare e applaudire gli artisti. Il cavallo deve veramente essere con noi, deve essere in comunicazione costante e avere il piacere di poter fare quello che noi facciamo. Diventa un artista veramente a tutti gli effetti, è la più grande soddisfazione mia, vedere un cavallo felice e sereno di fare quello che facciamo assieme. E noi facciamo una cosa con i cavalli che non è per un pubblico solamente tecnico, è per tutti, veramente per tutti. L'obiettivo nostro è uno, quello di emozionare. Perciò in primis dobbiamo viverla noi con l'emozione ogni volta che entriamo in scena. Uno straordinario incrocio di arte, sport e cultura Cavalli in Villa, che anche in questa tappa ha ospitato il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi per un interessante lectio magistralis sulla storia dell'arte nella presentazione del suo libro Scoperte e rivelazioni. Ero stato a Volpago da ragazzo, ma non ricordavo questa villa bellissima che ci dice una civiltà di ville che nel Veneto ha una speciale intensità, perché sono circa 3.500 e molte le ho viste, molte non le vedrò mai. Questa sera l'ho vista nella sua scenografia, che certo dà il senso di una grande idea di rapporto fra l'architettura e il paesaggio che nel Veneto si caratterizza dal Palladio in poi. Certamente è impressionante che in un piccolo paese come Volpago ci sia una villa così scenografica e quindi questo determina sorpresa ed è quello di cui parlo nel libro Scoperte e rivelazioni, dicendo anche che io ho studiato e ho guardato tutto quello che è importante conoscere. Ho cercato molte cose dimenticate e sconosciute. I punti di bellezza anche nei luoghi più remoti come Volpago sono tanti e con un'eccellenza architettonica come questa ci fanno capire che si può creare un movimento
senza fine di attrazione turistica nel Veneto, in Lombardia, in Toscana, regioni delle Marche, tutte meravigliose. Approfondimenti e riflessioni con l'intervento del professor Giorgio Merli, che ha parlato del preoccupante tasso di analfabetismo funzionale della popolazione e di quanto le bellezze artistiche possano rappresentare una concreta opportunità per la ripresa economica dell'Italia. Abbiamo un analfabetismo funzionale superiore clamorosamente, siamo ultimi o penultimi su 180 paesi, non solo in Europa. Cosa si può fare per recuperare velocemente PIL? Si può sfruttare al meglio quelle cose che non richiedono una grossa competenza neanche tecnologica se non nel suo utilizzo, che sono le bellezze artistiche dell'Italia e le bellezze naturali, che non abbiamo sfruttato per niente. Com'è possibile che negli anni 70 l'Italia fosse prima turisticamente, la prima meta al mondo, quando la Spagna era quinta e adesso la Spagna è seconda e noi siamo quinti? Com'è possibile che la Spagna abbia 40% di presenze turistiche in più di noi e la Francia ancora di più? Eppure non hanno più bellezze più di noi, c'è qualcosa che non va nella nostra capacità di sfruttare questi vantaggi competitivi. Un mosaico di appuntamenti unici, tutti gratuiti e aperti al pubblico, che hanno entusiasmato anche Adriana Volpe, madrina dell'evento e title sponsor con il brand Emma Alice Martin. È bello, è bellissimo vedere come si aggiungono persone e soprattutto tanti giovani, tanti ragazzi che hanno l'opportunità di vedere in ogni tappa tipologie di cavalli diversi, avere un contatto con il cavallo e capire che cosa rappresenta anche questo sport per il nostro territorio e per la nostra nazione. Quindi si rimane veramente affascinati, arricchiti in ogni tappa. Tra il concetto di equitazione e quello di villa c'è un legame stretto, storico, che è stato celebrato e riscoperto più che mai con la presenza delle carrozze d'epoca, alcune delle quali risalenti al 1800, e con i motori delle auto storiche. Sfilata per le vie del paese, bagno di folla davanti al municipio e l'arrivo in villa per farsi catapultare in un'altra epoca. La nostra divisa ci richiede sempre di avere un cappello, sia per l'uomo che per la dama, di avere una giacca, una cravatta, perché un tempo per apparire bisognava un po' soffrire. Noi cerchiamo di proporre ancora un'andatura ad un trotto tranquillo, il trotto dell'amore, perché col trotto dell'amore si poteva corteggiare la dama e avere così un colloquio rilassante, tranquillo. La villa è meravigliosa, ci sono i cavalli, prima delle auto c'erano i cavalli, pertanto noi siamo il proseguo di quello che era il trasporto delle persone. Le auto adesso queste sono delle vecchie nonne perché hanno 50, 40, 50 anni, però sono mantenute con una cura e un amore incredibile dei nostri soci. Cavalli in Villa si onora, si pregia di offrire al suo pubblico quello che è una liaison, un passaggio dal passato all'attualità attraverso questi splendidi attacchi che rappresentano la parte un po' più antica, di tradizione, per arrivare agli equipaggi delle auto storiche d'epoca, che sono la parte intermedia, fino a giungere alla nostra attualità e quello che Cavalli in Villa poi rappresenta. Un mondo da conoscere e scoprire con la prossima tappa dal 22 al 24 settembre, dove sarà Villa Bassi ad Abano Terme a tornare nuovamente protagonista, come lo è stato lo scorso anno, di Cavalli in Villa.